Mamma mia, che noia! E non ho neanche voglia di fare video perché adesso sto imparando l'Adobe Premiere. Ho abbandonato il DaVinci Resolve perché la versione gratuita non permetteva il lavoro, no, di editing sfruttando la scheda video, e quindi era tutto scattoso, l'audio a scatti. Mamma mia, uno schifo. Premiere Pro invece mi sta andando proprio in tempo reale, tutto istantaneo, a scheggia, una bomba, è incredibile. Però continuo a annoiarmi, quindi cosa potrei fare? Potrei andare al bar. Ta 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 ta. Buongiorno. Ah, boiolo, un caffè, grazie. Ah, come io faccio il caffè? Ah, io faccio normale? Ah no, mi fai insieme io, vedi ti, insomma. Buongiorno Italia. Ah, bravo, buongiorno cazzo. Oggi qui, ma credo anche nel resto d'Italia e nel resto del mondo, è il 25 aprile. 25 aprile, festa della liberazione? Sì, ma non questa, è un'altra liberazione. Che io mi stia annoiando a bestia, vabbè, insomma, questo credo che anche tu e anche tanti altri, insomma, stiano provando questa sensazione. Beh, io forse un po' meno perché adesso, come forse sai, non mi ricordo se l'ho detto, sto studiando Adobe Premiere Pro e sto scaricando un sacco di effetti, transizioni, mi sto organizzando tutti i media, eccetera, per poter un giorno, quando sarà ora di ricontinuare a fare i video, perché adesso ne ho 30-31 in programmazione, iniziare insomma con un programma molto più versatile, più serio, che non mi rovini l'audio o il video, eccetera eccetera, no? Dimmi amore, c'è la lucertola? Sì, perché digli non c'è solo il gatto, c'è anche la lucertola. Sì, anche il CP tiene un censimento della fauna che metà fa basta. Mi sta preoccupando un po' invece il caldo che sta iniziando a venire su per il CP, insomma, noi siamo lì in mezzo alla strada sotto il sole e adesso c'è parecchio vento e stamattina sembrava molto caldo, no? In realtà poi vedi il vento si è alzato, spero anche che mi senti, anzi magari ecco metto la mano un po' così che copre il vento dal microfono, però c'è questa arietta fresca, ok, che quindi se lasci aperte le finestre del camper ti raffredda alla grande, però non so se continuerà ancora, e se continuerà ancora, accidenti, in quel caso bisogna che sento la Pula, gli scriverò, li contatterò, gli dico ascolta, io ho sto problema qua, come sapete vivo in camper qua, sono fermo stanziale a più di 2 mesi, però posso portare il cane fuori dal paese da parenti per il discorso del caldo, hai capito? Perché problemi neanche non ne avrei magari se potessi spostarmi in un'altra zona, è che poi per andare a trovare la Alessia, lasciare lì il camper, purtroppo io non mi fido, hai capito? È un po' un casino, sì. Diciamo che effettivamente è il problema più grande, per carità questo non è mio ma è di tutti, sì, è la delinquenza, ragazzo, cioè tu non sei tranquillo di organizzare al meglio le tue cose, tipo io ne conoscerei posti vicini magari anche all'ombra, tranquilli eccetera, o dove posso accendere il generatore e via discorrendo, però ti allontani un attimo e sei veramente a rischio. Io sto leggendo di vari furti che stanno facendo nelle auto eccetera qui a Jesolo, hai capito? Quindi è un casino soprattutto quando hai un cane, perché è una responsabilità in più, è un essere vivente, hai capito? Quindi è ben diverso dal dire ok, se mi entrano mi spaccano il vetro e mi rubano 2 o 3 cosette che lascio dentro. Non si può neanche dire che il cane fa la guardia, cioè se uno lo fa di mestiere gli avvelena il cane, gli tira una sprangata, voglio dire, quindi sono cose che abbiamo in testa noi, possono valere come deterrente, certo, per alcuni delinquenti in alcune circostanze, certo, senz'altro, ma non in tutte, ragazzo, e quindi si crea un rischio, e io rischiare il mio CP assolutamente no. Allora non so se l'ho detto, beh, a parte che il reso di Amazon mi deve ancora arrivare, perché dovrebbe arrivare magari o oggi o domani, della Sony A6004, no? E la 6500 è salita di prezzo. Cosa significa? Che la A6005 ora mi costa come la A6006 usata, venduta e spedita da Amazon, quindi io prenderò a questo punto la A6006, cambio il riga e cambio le batterie. E mi è incapitato un altro truffatore dall'Italia, lì mi è spuzzato perché era usata questa Sony A6006 come nuovo a 600 euro, e là allora ho chiamato Amazon che hanno verificato eccetera, e questo venditore faceva la stessa politica dell'altro, ossia ti scriveva nella descrizione attenzione, gli ordini non saranno evasi se prima non ci contatti. Questa è assolutamente una cosa che non si può fare su Amazon, loro praticamente ti dicono ok, mandami il bonifico eccetera, quindi non pagare tramite Amazon, così non è il tutto tracciabile. Magari possono benissimo spedirti una roba
difettosa, diversa, o addirittura spedirti non spedirtela e dopo tu ce l'hai nel popò, perché se acquisti tramite Amazon comunque c'è la garanzia, si chiama garanzia dalla A alla Z, quindi anche se il venditore è scorretto, non ti risponde tutto quello che vuoi, ti rimborsa Amazon, hai capito? E quindi sei paraculato. Ma in quel caso lì, se tu acquisti fuori dalla piattaforma Amazon, perché loro ti dicono tassativamente scrivere a questi email @virgilio.it, ce l'hai nel popò. E purtroppo abbiamo ste fecce qua dappertutto, quindi non solo i ladri, ma poi ci sono i truffatori, eccetera. Allora non so se l'ho detto, a parte che il reso di Amazon mi deve ancora arrivare, perché dovrebbe arrivare magari oggi o domani, della Sony A6004, no? La A6005 è salita di prezzo. Cosa significa? Che la A6005 ora mi costa come la A6006 usata, venduta e spedita da Amazon, quindi io prenderò a questo punto la A6006, cambio riga e cambio le batterie. Mi è capitato un altro truffatore dall'Italia, lì mi è spuzzato perché era usata questa Sony A6006 come nuovo a 600 euro, e là allora ho chiamato Amazon che hanno verificato eccetera, e questo venditore faceva la stessa politica dell'altro, ossia ti scriveva nella descrizione: attenzione, gli ordini non saranno evasi se prima non ci contatti. Questa è assolutamente una cosa che non si può fare su Amazon. Loro praticamente ti dicono ok, mandami il bonifico eccetera, quindi non pagare tramite Amazon, così non è il tutto tracciabile. Magari possono benissimo spedirti una roba difettosa, diversa, o addirittura spedirti non spedirtela e dopo tu ce l'hai nel popò, perché se acquisti tramite Amazon comunque c'è la garanzia, si chiama garanzia dalla A alla Z, quindi anche se il venditore è scorretto, non ti risponde tutto quello che vuoi, ti rimborsa Amazon, hai capito? E quindi sei paraculato. Ma in quel caso lì, se tu acquisti fuori dalla piattaforma Amazon, perché loro ti dicono tassativamente scrivere a questi email @virgilio.it, ce l'hai nel popò. E purtroppo abbiamo ste fecce qua dappertutto, quindi non solo i ladri, ma poi ci sono i truffatori eccetera, e quindi tu non puoi neanche mai fidarti di niente, di nessuno, non puoi mai vivere tranquillo e accogliere le scelte, le opzioni che ti si pongono davanti. Guarda che mi ha piantato il rosmarino, il CP a pressa perché dobbiamo, di qua ci sono i cespugli delle lucertole. Ma sarei veramente curioso di capire se io posso andare ad esempio al parco. Il parco ce l'ho tipo a 5 km da qua, il camper è in una bella posizione, ho i rubinetti dell'acqua e c'è un bellissimo sentiero che porta lungo il fiume, quello dove avevo fatto il test degli obiettivi, no? In più c'è anche le tavole da picnic con gli alberi dove legare il cane, stare all'ombra, cioè è perfettino insomma quel posto per quarantenarsi un pochino e anche per lavorare eccetera. Però ripeto, non lo so, perché sto leggendo un sacco di news delle direttive che ci sono qua. Guarda la pula, eccola là, vedi che passa nella vietta dove io ho il camper. Sì, diciamo che non mi manca il rosmarino, dai. Guarda, avrei anche la palestra, non la tocco, però ho trovato la lucertola. Ma no, ma non vanno in quei cespugli là sfigati, vanno negli altri cespugli. Magari lì anche al parco sarei anche più motivato un attimo a muovermi, perché guarda che quando faccio la passeggiatina qua intorno, che per carità la fai più che altro per il cane, no? Perché non è che sei motivato a vedere sempre lo stesso posto qua in marciapiedi, ma ti senti veramente bene, porca miseria, cioè ti cambi proprio completamente. Sai che romantica è questa? Nessuna? Non sa niente, non usa una romantica. Mi dirai, ma Singano, ma perché te niente mascherina? Non so se denoti la distanza di circa 700-800 metri tra Singano e le altre persone. Deserto totale, probabilmente è ora di pranzo, stanno facendo tutti le grigliate perché è il 25, no? No dai, oggi voglio espandere il mio dominio, vado a farmi un giretto in piazza Nember che è qua. Hai trovata? Hai trovata? Ucciu che se copa. Hai trovata? Hai trovato la berebetola, chiamasi anche lucertola, però il nome scientifico sarebbe berebeto, Guarda. Porco cane, ste lucertole, non bastavano i gatti o il cavallo, adesso anche le lucertole, Mannaggia sto CP. La codina del CP, la codina del CP. Cosa hai visto? Guarda, aiuto. Vedi, ogni tanto
questo me lo faceva il mio primo pit che avevo, come fanno i predatori quando sono nei cespugli o nell'erba alta, saltellano e schiacciano il terreno con le zampe. Me l'ha fatto anche lei l'altro giorno, adesso non lo sta facendo in questo momento, però vedi, è strano, no? Anche tutte queste informazioni di comportamentali alla fine, no? Incluse nel DNA di noi animali, no? Perché sai che anche noi siamo animali, apparteniamo al regno animale, no? Quindi anche il fatto, no, che tiri sulla zampina essendo sangue terrier quando individua una preda il fatto che sia così rompicazzo con gli altri animali è strana la genetica, no? Ho appena rimandato a casa un mio carissimo vecchio amico che era stato ricoverato per coronavirus, no? Però in questi casi, sai, non sai neanche mai come comportarti, perché ti sembra quasi un po' uno strumentalizzare, no? Cioè lasciando perdere magari che ok, non gli facevamo l'intervista nel vlog, però tu non senti una persona da anni, ovviamente vabbè, o meglio sì, magari la trovi per strada, la saluti, ti fermi 2 minuti, ok, però e poi ti fai sentire quando succedono queste cose, no? Perché non lo so, mi dà sempre da pensare, non saprei. Stranissimo per me vedere Jesolo completamente deserta. Ripeto, per carità, sono tutti a fare la grigliata, perché comunque gente ne gira. Vedo anche personaggi che sono in giro in macchina dalla mattina alla sera e non per lavoro. Però fa strano, non si può dire di no. Ah, guarda qua, i miei ricordi di infanzia. Perché praticamente io ho fatto l'infanzia qui a Jesolo, perché all'inizio i nonni erano custodi di un condominio in piazza Milano e poi mia mamma aveva un negozio in via Baffile, che sarebbe la via quella principale con l'isola pedonale eccetera, no? E io con i miei amici eravamo sfegatati di roller, molto più ad esempio di quanto ne sono adesso di camper, e qua dove adesso c'è sta boutique c'era un noleggio roller che aveva una rampa e noi andavamo nella rampa, si faceva i salti con i salti della morte, con le capriole e tutto quanto, mamma mia che figata. Invece no, adesso c'è boutique e schitti, diciamo nel linguaggio comune sono le feci dei volatili, singolare skit, voce del verbo schitar, alla che la schitala, vedi, quindi guarda che ha schittato lì. Qui c'è il mare, senti the sound of Osei, attento, dai, sei in piedi, ecco, che bello. The Sound of Osei e The Sound del mare. Guarda che cormorano che si asciuga le ali sopra il pontile, che bello. Sì, sei in GoPro, lo vedrai in Croazia, lo vedrai. Guarda che spettacolo della natura. Neanche Singano è così bello quando spalanca le ascelle e le asciuga il vento. Una persona a 400 metri più in là, là in fondo dalla camminata c'è un nono e zero di qua. Dai, andiamo! Olè! che almeno si sgranchisce il CP, povero, perché il guinzaglio poretta non mantiene la sua velocità naturale, no? E quindi per la muscolatura e tutto quanto è bene che si faccia i suoi bei giretti qua. Eccolo!